Siamo a San Pietro di Feletto, ospiti di Alberto Stocco, titolare di Ca' del Poggio, un'eccellenza del nostro territorio, un luogo meraviglioso e da cui possiamo ammirare il patrimonio dell'umanità. Ristoratore, albergatore, una delle personalità più famose dell'alta marca trevigiana in questi settori. Con lei oggi parliamo di una sfida importante per tutto questo territorio, dopo il riconoscimento UNESCO. Siamo veramente preparati a ricevere turisti da tutto il mondo o lei, che è maestro in questo settore, ha qualcosa da dire al nostro pubblico? Beh, intanto ti ringrazio per queste tue affermazioni. Sicuramente faccio parte di un movimento in crescita, un grande movimento in crescita, di cui per fortuna siamo in molti a eccellere in molti settori. Ecco che la nostra realtà proprio gode di una terrazza, oserei dire, naturale sulle colline del Prosecco e oggi ne è diventata un po' per certi simboli, certi momenti anche un piccolo simbolo legato anche al fatto che sportivamente siamo stati conosciuti molto presto con il passaggio del Giro d'Italia. Oggi siamo diventati anche meta di molti turisti che vengono a scoprire le nostre colline che partendo proprio da Conegliano entrano nel cuore e entrano a Valdobbiadene. Sicuramente oggi il fatto di avere questo riconoscimento patrimonio dell'UNESCO ha fatto sì che di colpo siamo stati geolocalizzati e trovabili. Ecco che questo quindi ci permette di crescere e insieme stiamo diventando un'attrazione turistica importante. Però voglio ricordare una cosa e non voglio dimenticarla e la voglio ricordare a tutti, che patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO significa tutelare un territorio. È così che noi dobbiamo essere promotori di questo movimento, ma allo stesso tempo dobbiamo anche tutelare tutto quello che abbiamo intorno. Al giorno d'oggi, sia nel settore della ristorazione che in quello alberghiero, possiamo dire che ci sia tantissima concorrenza. Che cosa richiedono i turisti che vengono qui a Ca' del Poggio? Cosa richiedono i turisti nel XXI secolo? Che comfort vogliono? Beh, questo è trovato in pieno una delle domande che ci facciamo abitualmente anche noi, qui proprio a Ca' del Poggio, attraverso le domande che facciamo al nostro staff e quello che diciamo sempre, cosa si aspetta un cliente da noi. Intanto noi ci mettiamo in quest'ottica qui, il nostro ospite non deve essere l'ospite locale, ma è un ospite ormai mondiale, quindi quello che deve trovare qua è quello che trova in giro per il mondo, perché questo è il turista oggi, quello che cerca. È un turista, come posso dire, allineato su una serie di servizi. Attraverso questi portali ormai abbiamo la fortuna di avere delle recensioni molto attente e precise che fanno sì che la nostra struttura deve essere sempre di altissimo livello. Quindi quando centriamo queste recensioni in qualsiasi canale esso sia, quindi non è detto che deve essere per forza, non vorrei far nomi, però o il Booking.com o l'HRS oppure il TripAdvisor del genere, però questo esprime un giudizio internazionale. Oggi questo dobbiamo dare, cioè dobbiamo essere internazionali. Parliamo di ristorazione adesso. Questo territorio ha eccellenze dal punto di vista dei prodotti, il prodotto principe, il Conegliano Valdobbiadene di OCG, ma si dice spesso non ci sono dei ristoranti all'altezza. Sono sicuramente delle bellissime realtà ristorative, ma cosa possiamo fare per crescere ancora di più? Beh, assolutamente sì, oggi diciamo che il nostro segmento, il segmento ristorazione, oggi è un segmento che ha una tradizione enorme. Abbiamo avuto dei ristoranti che hanno avuto dei richiami negli anni importantissimi. Davanti a questo abbiamo avuto dei cambi generazionali importanti che oggi hanno portato a un'offerta sul territorio molto importante. Diciamo che non abbiamo avuto le attenzioni necessarie anche a livello nazionale perché queste eccellenze potessero essere anche marchiate e fregiate con dei riconoscimenti importanti. Io penso che oggi questa cosa, grazie anche al fatto che siamo diventati patrimonio dell'UNESCO e avendo accentrato l'attenzione su questo territorio ancora di più, vedrete che arriveranno delle cose importanti perché i professionisti non mancano e tutti lavorano con prodotti e eccellenze del territorio in maniera importante. Sicuramente il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG è una delle eccellenze, però molti sono i giacimenti agroalimentari territoriali, abbiamo di tutto, abbiamo dei formaggi, abbiamo il miele, abbiamo l'olio, abbiamo tutte cose che pian pianino stiamo riscoprendo perché questa è la richiesta che fanno i nostri ospiti. Tornando un attimino al segmento anche del turismo, ecco che questo, grazie al fatto che quando un ospite viene nel territorio vuole portarsi a casa un pezzo del nostro territorio, che possa essere sia culturale, che possa essere enogastronomico o che possa essere anche solamente il fatto di trovare della gente che ed è pronta ad accoglierli.